No, io sento bene. Io sento bene. Anch'io. Eccoci, siamo già online. Preferisci, Maurizio, avere un collegamento via computer? Ti dobbiamo mandare la mail? È già via computer, hai detto. Ok. No, sono già dal computer. Ok, allora buonasera a tutti, buonasera alle persone che ci seguono. Benvenuti. Se volete, per gli ospiti questa sera potete lasciare i microfoni accesi, a meno che non si crei un eco, potete lasciarlo acceso, così potete intervenire normalmente l'uno sull'altro. Se poi avessimo problemi di connessione li chiudiamo. Buonasera a tutti, benvenuti a questo ulteriore incontro di Coro Online. Gli incontri del mercoledì sono chiamati a più voci proprio perché vengono invitate persone diciamo per parlare di argomenti legati al mondo della corale, persone sempre in numero di 6. Per questo programma ci permette di andare in diretta online con 6 collegamenti. Ringrazio dei musicisti e degli amici che questa sera ci aiuteranno a parlare e affrontare il tema della musica antica in modo pratico, in modo schietto e anche innovativo per certi versi. Grazie quindi a tutti loro. Ve li presento in ordine alfabetico, faccio anche passare la schermata con i loro nomi. Abbiamo Enrico Correggia. Buonasera Enrico. Buonasera. Enrico Correggia è un direttore di coro, compositore, ma anche grande appassionato fin da quando l'ho conosciuto anni fa di musica antica, di canto gregoriano, di medioevo. Per lui la musica finisce ben prima di Debussy. Quando andavo a scuola io avevo dei compagni che dicevano che la musica finiva con Debussy. Ecco, Enrico Debussy è già molto oltre. Per lui già Mozart, appena si mettono delle voci con un'armonia tonale, è già un po' oltre. Enrico ha fatto un percorso di studi accademico in direzione di coro con una tesi molto interessante di cui poi chiederò che ci parli, perché uno degli argomenti che affronteremo stasera è questo tipo di ricerche, una tesi sul famosissimo Miserere di Allegri che ha diciamo indagato su vari percorsi in varie occasioni e che ha avuto modo anche di poter portare in giro per l'Italia in forma di conferenza. Grazie Enrico di essere qua. Grazie a te per la Salutiamo anche Lara Inguscio. Invece Lara Inguscio è una direttrice di coro e musicologa. Buonasera Lara. Buonasera. E Lara ha fatto un percorso interessante di cui poi ora ci parlerà, legato allo studio della musicologia, dove ci parlerà qual è stato il suo percorso, ma in particolare lei ha negli ultimi anni sviluppato un progetto di ricerca che si è poi caratterizzato e concretizzato con la pubblicazione di un'opera antica che sono i madrigali a 6 voci di Tigrini, Orazio Tigrini, compositore aretino. Lei ha scelto questo compositore perché questa tesi che è diventata una pubblicazione che vorrebbe che pian piano si svilupperà proprio anche con una pubblicazione penso cartacea, perché ha tutto il diritto di prendere luce questa pubblicazione. L'ha fatta ad Arezzo perché ha seguito la scuola per direttore di coro di Arezzo, però il suo percorso nasce come musicologa da prima, e poi ci racconterai Lara qual è stato il percorso che ti ha avvicinato alla musica antica e soprattutto da una regione diciamo che ha una tradizione particolare a livello musicale, e quindi da dove non ci si aspetterebbe forse che dalla punta d'Italia, da Santa Maria di Leuca, uno si mette a studiare musicologia. È vero, però può succedere di tutto nella vita, no? Poi passiamo a Maurizio Sacquegna, che è già stato ospite di A Più Voci per la trasmissione dedicata, la prima trasmissione di A Più Voci dedicata ai cori nelle prove e nelle situazioni attuali di prova, almeno attuali fino a qualche settimana fa.
quindi quando abbiamo parlato con lui dei virtual choir e di come si poteva provare attraverso i nuovi sistemi internet. Invece la cosa interessante che oggi ci viene a raccontare è il suo percorso di musicologo, perché oltre ad essere direttore di coro e diciamo musicista poliedrico e completo, perché esegue musica di tutti i tipi con i suoi gruppi, però lui ha anche una specifica importantissima in ambito universitario, per cui ha finito da poco un dottorato di ricerca sulla musica rinascimentale. Quindi penso che sarà interessantissimo anche vedere proprio, Maurizio, il tuo percorso come musicista pratico e anche come musicologo. Grazie, buonasera a tutti. Poi passiamo a Vladimiro Vagnetti. Non ho detto che Maurizio Sacquegna è veneto, invece Vladimiro Vagnetti è umbro, e anche Vladimiro si presenta come un musicista completo a tutto tondo, perché è un musicista che è oboista, direttore di coro, didatta, perché insegna anche a scuola musica, e oltre a questo però ha sviluppato, oltre che una grande passione, anche competenza, perché ha fatto anche lui un percorso formativo molto importante di cui ci parlerà, così avremo l'occasione anche di parlare di vari modi per fare formazione in ambito di musica antica, e quindi è anche un grande esperto di strumenti e di musica antica. Quindi benvenuto anche Vladimiro, poi ci racconterai un po' qual è stato il tuo percorso. Buonasera a tutti e grazie Lorenzo per l'invito. Ogni volta abbiamo in questi incontri una persona che ci può dare uno sguardo un po' più esterno. Non è che Matteo Valbusa sia esterno alla musica antica, però diciamo che il suo percorso è da grande esecutore e conoscitore della musica antica. La esegue con vari gruppi, io l'ho sentito anche ultimamente con un piccolo quartetto con cui ha fatto alcuni concerti qualche mese fa, presentare con grande capacità di dialettica, ma anche proprio di semplicità nel come spiegava la nascita di un madrigale, il testo di un madrigale, l'aderenza tra poesia e parola e musica al pubblico. E quindi Matteo Valbusa è un musicista, un direttore tra i più importanti, più valenti che abbiamo adesso in Italia. Ha fatto partire anche dei progetti didattici per direttori di coro, ma nel suo percorso c'è anche tanta musica antica, tra cui anche lui una tesi di laurea importantissima, con una trascrizione di un'opera policorale di un compositore veronese del tardo Cinquecento, e quindi è la faccia proprio del musicista che prevalentemente fa il direttore, poi anche se anche lui compone, ma che non può non dedicarsi un pochettino anche alla conoscenza dei temi legati alla trascrizione della musica antica. E quindi buonasera a Matteo Valbusa. Ciao a tutti, buonasera, grazie Lorenzo per l'invito e per aver giustificato il fatto che io sia qui con tanti esperti di musica antica. Grazie mille dell'invito. No, ma è indispensabile, perché il taglio di questo incontro, come chi si collega adesso ha sicuramente visto, è un taglio che vuole essere di grande energia e passione e attenzione alla musica antica. E quindi è indispensabile mettere in risalto non soltanto chi la studia oggi, ma anche chi la esegue, chi la propone in tutti i suoi concerti, chi la porta in giro, chi la propone con qualità. Perché se facciamo passare l'idea che la musica antica è solo per pochi esperti e per poche persone di una certa cerchia, andrà a finire che i nostri cori non la faranno più e i nostri coristi non vorranno più cantarla. E questo porterebbe anche per chi la fa di professione, i grandi gruppi vocali, i grandi direttori che lavorano solo e esclusivamente con la musica antica, perderebbero comunque un pubblico importantissimo. Quindi io credo che il valore di chi fa musica anche con i cori amatoriali o con coristi semiprofessionisti e fa musica antica e non si adagia a fare magari cose più semplici d'effetto, ma si dedica anche a volte a fare il madrigale o i mottetti policorali, è una persona da valorizzare. E quindi grazie anche per il lavoro
che fai tu, che poi fanno anche altri, però è importante, non è una giustificazione, è proprio un valore quello che il motivo per cui sei qua questa sera. Naturalmente io scherzavo, invece ti ringrazio ancora. E, tra l'altro io da molto tempo studio musica antica e lo faccio con grande entusiasmo, soprattutto per aver conosciuto persone che l'hanno studiata approfonditamente, come alcuni degli amici che sono qui presenti stasera e tanti altri. E anche perché ho conosciuto tanta gente che ha uno sguardo a 360 gradi sulla musica, che è quello che a me piace tanto. Grazie, quindi Matteo. Partiamo proprio da questo sguardo a 360 gradi, che è anche uno sguardo che parte con la passione per la musica antica. Allora vorrei fare una domanda, un primo giro di risposte sul tema: come è nata la passione per la musica antica? Per qualcuno è nata magari a 6 anni oppure a 4 anni, come forse per Enrico Correggia, ma per qualcun altro, ad esempio io, se parlo di me, io dell'esistenza di Palestrina l'ho scoperto la musica antica. Allora vorrei molto un primo giro di risposte. Sento un eco, sì, anche voi? Sì, no, perché sei andato. Come se hai mangiato una parte. Sì, volevo dire, se faccio l'esempio mio, io posso dirvi che ho conosciuto Palestrina cantandolo in coro, e quindi ho conosciuto Palestrina cantando in coro a 17-18 anni. Prima conoscevo dalla storia della musica qualcosa, ma la storia della musica fatta al liceo musicale o fatta alle medie musicali era comunque diciamo un'idea. Sapevi che esisteva il madrigale, sapevi che esisteva il mottetto politestuale, sapevi che esisteva l'Ars Nova, l'Ars Antica, però di preciso come suonasse questa musica non avevo proprio idea, e ho avuto l'innamoramento proprio quando nel coro Corradini, che ora dirige Vladimiro Vagnetti, con Fabio Lombardo ci mise di fronte questo Tu es Petrus, opera fantastica di Palestrina, Tu es Petrus a 6 voci, e lì mi si è aperto un mondo che non conoscevo assolutamente. Devo dire che ci ho messo anni per riuscire poi a farlo diventare mio, e oggi, non oggi, forse già dopo pochi anni, dopo 4-5 anni, grazie anche alle lezioni fatte col professor Luisi alla scuola di Arezzo e a altre mirabili esecuzioni viste al concorso di Arezzo, non potrei mai stancarmi e mai staccarmi dal repertorio antico, e quindi a volte vengo considerato un esperto di musica contemporanea perché sono un compositore, perché mi piace e sono un divulgatore di musica contemporanea, però devo dire che la musica antica da fare, da cantare in coro, è una delle gioie più grandi che si possono avere quando si canta in un gruppo. Quindi per me è nata così. Per Enrico com'è nata questa passione? Allora, prima è nata quella per la storia, nel senso che io sono cresciuto in cattedrale e quindi il mio sport preferito sin da piccolo, appena ho imparato a leggere, era andare a cercare di capire le epigrafi in latino. Ovviamente non le A te capivo. t'hanno abbandonato sull'altare della cattedrale, cosa hanno fatto? Sì, praticamente è successo questo. E quindi a 5-6 anni io andavo lì a scorrazzare a leggermi queste epigrafi. Poi avevo una cassetta di musica per organo di Bach, e lì è scattato il grande amore per la musica strumentale. E poi invece per quanto riguarda quella vocale ero rimasto folgorato da alcuni esempi sia di Buxtehude sia di Machaut che c'erano in Carta 98 quando ero alle elementari, che era un'enciclopedia della Microsoft per computer, quindi c'erano questi esempi dell'Iliard e io godevo un sacco a sentirli. Poi quindi erano esempi già sonori? Sì, era un'enciclopedia... un'enciclopedia su disco, ed era una cosa bellissima perché poi ti dava veramente questi stralci di incisioni anche importanti, e io ancora ho dei flash sonori di quelle cose lì.
E poi Che bello. niente, al liceo è arrivato il primo vero corso di canto gregoriano e da lì è nata una grande lunga storia d'amore con questo repertorio. Pensa che quando mi sono iscritto in composizione poi mi chiesero la solita domanda di rito: ma tu perché ti iscrivi in questo corso? Cosa vuoi fare? E io risposi: io voglio diventare come De Victoria. Bravo, beh, mi sembra... E Sempre Lara meglio puntare il invece, Lara com'è nata la passione per la musica antica? Senza tutto questa meraviglia di Enrico. Non ti hanno abbandonato a te nella cattedrale di... No, assolutamente. Io volevo fare il medico, veramente, ecco. E mi era stato detto che insomma era un percorso troppo lungo per me, perché dovevo poi fare anche altre cose. E ha detto va bene, allora se non posso fare medicina, io vado a musicologia, perché avevo all'epoca... Uguale. Sì, vado a musicologia perché studiavo pianoforte e cantavo nel coro e dirigevo il coro della parrocchia, come chissà quanta gente, no? Ha cominciato un po' da lì e quindi mi ha sempre affascinato comunque cercare di comprendere ciò che non è chiaro subito. E mi sono tuffata dentro questa facoltà che all'epoca erano gli ultimi anni di Raffaello Monterosso, che era una facoltà veramente molto severa. Avevamo le frequenze obbligatorie e mi sono veramente tuffata in questo mondo che per me era nuovissimo. Devo dire che Cremona, almeno quando io facevo il liceo musicale, dagli amici che l'hanno fatto, ad esempio chi si è iscritto a Cremona, come penso Silvia Valiente o altre persone che magari qualcuno anche di voi conosce, era ritenuto, cioè tra i giovani musicisti c'era forse soltanto Cremona come immagine di un posto dove si potesse andare a fare musicologia in maniera seria. Poi Sì, devo dire che sono nate tante altre esperienze e oggi forse si può studiare musicologia anche in altri posti. Si sono sviluppati Parma, si sono sviluppati tante altre situazioni. Però volevo capire quella scrittura in euni, la musica rinascimentale, ma anche la paleografia di Giancarlo Prato, che insegnava Giancarlo Prato, proprio la scrittura alla Carolina, volevo proprio il gotico, volevo imparare a decodificare quelle cose lì. Bello. E invece Maurizio, che poi questa carriera universitaria l'ha portata fino al dottorato, quando è nata la voglia di dedicarsi alla musica antica, allo studio approfondito della musica antica, fino ad arrivare a fare l'università e fare un dottorato in quest'ambito? Hai il microfono staccato, attento, eh. Beh, dunque, in realtà prima è nato l'amore per l'esecuzione della musica antica, prima che per lo studio proprio delle strutture intime che la governano. Io avevo 14 anni, da 2 o 3 anni studiavo pianoforte privatamente e alcuni amici mi convinsero ad andare a cantare in un coro giovanile che era nato da un coro delle scuole medie, dove si faceva un po' di tutto come repertorio, però c'era un bravo direttore che amava la musica antica e una sera mi ricordo che provammo l'Unus ex discipulis meis dai responsori delle tenebre del De Victoria, e quando abbiamo eseguito quel Melius ili erat sinatus non fuisset, io credo di essermi innamorato e non ho più pensato ad altro. Poi quando ho cominciato a prendere musicassette, CD di gruppi che eseguivano musiche soprattutto del De Victoria, perché anch'io sono un De Victoriano dalla nascita, avevo cominciato ad ascoltare l'Iliard Ensemble e altri gruppi, e quindi mi sono innamorato ancora di più delle voci maschili che eseguono musica antica. Successivamente da cosa nasce cosa, nel senso che l'esecuzione così, tra virgolette, sterile non ti basta più, hai bisogno di vederci più a fondo,
hai l'impressione che in alcuni libri che si leggono, alcuni manuali non ti stiano dicendo la verità, e allora hai voglia di vedere qualcosa di più, insomma, di andare alle fonti. E poi quando ho cominciato l'università, col professor Lovato che insegnava storia della musica medievale e rinascimentale, e assieme a lui il professor Colussi insegnava paleografia musicale, ed è lì che diciamo ho capito cosa volevo fare. Bello, bellissimo. Quindi prima l'esecuzione. Non l'ho perso, vabbè, non l'ho forse sentito. Passo invece a Vladimiro. Vladimiro, no, dicevo, prima per te è partita l'esecuzione, quindi della musica, e poi lo studio. Credo che c'è un ritardo. Sei silenziato. Sì, ogni tanto Maurizio perde qualche parola, ma va bene. Continuo con Vladimiro. E Vladimiro, dove è partita la passione per la musica? Da oboista o da direttore di coro? No, dopo? era per me la domanda. Sì, tranquillo, non importa. Ora c'è Vladimiro. Allora, centrato, è partita da oboista, è partita assolutamente per gioco, come sfida. Come tu ben sai, come anche Enrico ormai sa, c'è qui ad Assisi una festa di rievocazione, e io da oboista felice che non pensava ad altro che a suonare l'oboe, ho ricevuto una telefonata da parte di un ora carissimo amico che non conoscevo e che disse: vorresti suonare la bombarda? La domanda che nessun oboista si aspetterebbe mai. E invece questa domanda poi piano piano mi ha cambiato la vita. Contemporaneamente sono successe alcune cose, questa in ambito strumentale, e poi man mano che approfondivo la musica strumentale del Medioevo, che conoscevo senza un particolare approccio filologico, così suonandola come un giovane appena uscito dal conservatorio, che aveva in mente di fare appunto uno studio di tutt'altra natura. Poi piano piano mi sono innamorato di quel repertorio, di quelle sonorità, di quegli strumenti lì, e infatti, come accade per molti strumentisti che si avvicinano alla musica antica, poi casa diventa una selva di strumenti, e quindi le bombarde in questi ultimi 30 anni sono diventate 8, flauti, cromorni, tamburi, percussioni, organo portativo, 2 salteri, quindi ha invaso la parte strumentale. Ma nel frattempo mi ero iscritto a didattica della musica in conservatorio e ho incontrato Fabrizio Barchi, e con Fabrizio Barchi, prima di lui Bruno Raffaele Foti, sono stato veramente affascinato anche dalla dimensione corale. Pochi anni dopo è stato determinante l'incontro con Diego Fratelli, che in qualche maniera mi ha spinto con il suo modo di fare veramente affascinante ed intenso, e anche molto paterno, direi. Mi ha spinto a rivedere, riconsiderare quella che era la mia idea della musica antica, e di rompere un po' il guscio della superficialità per andare al centro dell'essenza della musica, come l'ha definita giustamente Maurizio. E quindi lo studio per la teoria antica e la prassi esecutiva si è concretizzato. Allora, Lara ha fatto il viaggio verso il nord. Io sono andato a Lecce, sono andato in Salento, perché nella fase di sperimentazione dei bienni Diego Fratelli venne chiamato a gestire proprio l'istituto, a ideare e coordinare un dipartimento di musica rinascimentale per questo biennio in prassi esecutiva della polifonia rinascimentale. È stato un biennio fatto in compagnia di grandissimi musicisti, Mia Fracassini, Salvatore Sciammetta, Antonio Greco. Insomma, è stata una bellissima esperienza, sia musicalmente che umanamente.
Bello, bello. E invece per Matteo com'è nata questa la passione per l'esecuzione e lo studio della musica antica che ti ha portato poi a fare una tesi anche di approfondimento proprio in questo ambito? Ma inizialmente è nata anche per me con l'ascolto e con la pratica corale. Quando ho iniziato a 18 anni, 17-18 anni, ad addentrarmi nel mondo della coralità come cantore e come studente di direzione, ho avuto la fortuna di trovare subito degli insegnanti che mi hanno mostrato la bellezza della musica antica ed in particolare della musica rinascimentale. Della polifonia sacra e un po' anche del repertorio madrigalistico. Poi negli anni è stata la curiosità personale a far da padrone, insomma, e a battere la strada, per cui molto studio personale, tanto lavoro con i miei gruppi, però mai esclusivo, perché non ho mai deciso di dedicare la totalità del repertorio di un gruppo alla musica antica piuttosto che a un altro stile, insomma, ma sempre di fare repertori antologici. Questo con i cori amatoriali, naturalmente. Certo. Però ultimamente, dopo aver studiato altri tipi di musica, diciamo, ho deciso di approfondire la pratica della musica antica. Il discorso della tesi è avvenuto in un periodo in cui io studiavo con il maestro Lorenzo Donati al Conservatorio di Trento e dopo una laurea in beni culturali a Verona, che mi ha fatto conoscere, diciamo, lo studio delle fonti, le tecniche dello studio della musicologia, della bibliografia, eccetera. Ho deciso alla fine del biennio in direzione di coro di fare uno studio nella biblioteca capitolare di Verona, che come sapete è una delle biblioteche più importanti del mondo, che contiene molta musica, e ho avuto la fortuna di trovare una pagina molto interessante e di trascriverla, curarne un'edizione ed eseguirla con il mio coro. È stato un percorso molto interessante, un po' per tutti, e devo dire è bello come alla fine siano diverse le spinte che hanno portato ognuno di noi all'avvicinarsi alla musica antica, però tutti hanno avuto degli incontri magici. Io devo dire che il primo è stato Palestrina, e mi ricordo di essermi voltato verso un mio compagno di sezione che faceva il liceo musicale con me, e eravamo entrati assieme in questo coro e ho detto: ma questo è bello, cioè questa musica qui è bella, perché non mi immaginavo che potesse essere la musica modale, che avevo solo studiato nella storia della musica, così piena dentro. E quindi prima di passare a raccontare un po' come si fa ricerca, cosa si deve andare a cercare nella musica, vi chiedo cos'è che vi colpisce in un brano di musica antica? Qual è stato, per me in Palestrina è stato l'equilibrio e l'energia, cioè un equilibrio totale di energia. Mi sembra di vedere quelle immagini che fanno vedere dei mistici orientali che riescono a lievitare, e capisci che stanno volando, ma al tempo stesso hanno una energia che li tiene lì. Non so cosa, se c'è qualcuno che c'è qualcosa che gli dà la musica, come ha detto Matteo, della polifonia sacra del Cinquecento, oppure il madrigale. C'è un'immagine che a qualcuno di voi viene in mente, che l'ha colpito, ha detto prima Maurizio, De Victoria. Che cosa c'è di De Victoria che ti ha impressionato e che ti rimane, che ti ha dato quella scintilla da poi portarti a studiare
a studiare in maniera approfondita la musicologia? Ma non lo so, è stata una cosa a pelle. Io credo che questa musica abbia il potere di riportarti più di altre musiche in epoche che non ci sono più, e sembra quasi di poterle rivivere cantando, eseguendo questa musica. Poi ci si rende conto, studiandola, del grande pensiero che sta alla base di questa, e probabilmente è proprio vero, cioè anche lo studio stesso concorre alla magia che ha. E io quando sento questa musica o la eseguo è inspiegabile, cioè no, è spiegabile, però è difficile da comunicare, prende qualcosa all'interno e non se ne può fare a meno. Sarà questa grande democrazia, insomma, che governa la polifonia e che dà questo grande senso di stabilità, no? Di purezza, Certo. di perfezione. Sarà anche probabilmente il fatto che tutta la retorica di cui pensa questa musica, una volta che la si capisce un po' di più, va a colpire proprio nel segno, perché era fatta da persone che sapevano scrivere la musica, che la sapevano utilizzare come il mezzo più privilegiato di comunicazione rispetto agli altri. Certo. E questo legame con Victoria, secondo te, Enrico, tra te e Maurizio, cosa c'è in questo The Victoria che vi unisce? Cosa ci avete trovato entrambi? I baffi, forse. Non so, De Victoria secondo me è, rispetto a Victoria? tanti altri compositori del Rinascimento, quello che ha un rapporto più schietto e sincero col significato. Lui ti schiaffa davanti un'immagine fortissima, come vedere un dipinto di Caravaggio. Tu hai perfettamente cognizione di quali siano le ombre, quali siano i colori, e sei fuori dalle problematiche del mondo terreno. Lui ci credeva un sacco in quello che scriveva e non aveva nessun problema a sbattertelo in faccia. Questo secondo me in De Victoria, rispetto anche a un Palestrina o forse anche a un Morales, che a De Victoria si avvicina un po' di più, in lui è veramente tanto forte, tanto presente. E invece Vladimiro o Lara, avete un autore rinascimentale preferito oppure che vi ha fatto scaturire qualcosa? A parte che Lara forse ci avrà Tigrini, perché l'ha Tigrini, trascritto. certo. Anche no, sì, beh, Tigrini è assolutamente all'altezza, può destare sensazioni, emozioni sicuramente, però Monteverdi, voglio dire. Però io ti posso dire cosa dicono le mie coriste. Quando Sì. un pezzo è bello, loro dicono che arrivano con un bavaglino perché dicono che sbavo un po' così di goduria. Allora dicono, devi metterti il bavaglino, questo pezzo ti piace parecchio. Si vede nel volto evidentemente, ma io non lo so dire bene. Però trovo che la tua definizione così di equilibrio, di cielo, di leggerezza, di freschezza sia veramente efficace, forse, no? Per alcuni compositori penso che sia veramente un abile gioco di energie e di equilibri di queste energie. Forse, ad esempio, se dovessi pensare a De Victoria, ai pezzi di cui hanno parlato Enrico e Maurizio, sono molto più teatrali e quindi forse lì l'energia è diversa, è proprio più contrastante. Sì, poi In sicuramente Palestrina... la parola fa il suo assolutamente, ma è proprio nel connubio perfetto tra parola e musica, no? Che nasce poi l'emozione, così, quel brivido dietro la nuca che fa la differenza. E Vladimiro, che invece che autore, se hai un autore preferito o un ambito di repertorio a cui ti dedichi più volentieri, oppure che ti dà qualcosa che ti prende in maniera più forte? Ma allora, io sono molto affascinato dal tardo 400, sono spesso composizioni
a tre voci ancora, anche in gran parte anonime, però contengono questo repertorio, che può essere anche quello monastico o quello della laurea polifonica, però nella loro semplicità contengono, secondo me, il seme della consonanza più grande, quella che riporta al concetto filosofico che c'è dietro questa musica, quindi la musica che è una rappresentazione imperfetta dell'armonia perfetta che ci domina. Infatti quello che mi affascina di questa musica è lo studio dell'intonazione e appunto della risonanza che viene progettata dal compositore e che le volte in cui ti trovi nell'ambiente giusto e riesci a dare risalto a questo grande respiro, ti avvolge estremamente con gli armonici che escono forti, intensi, e ti penetra nel profondo, perché comunque viene saltato così un testo. Nella cadenza principale, che nel climax, si crea una vibrazione che non può che travolgerti e farti innamorare. Ecco. Che bello. Prima Matteo ha parlato della sua nascita, di come cantore, come esecutore, e ormai facciamo questo giro, facciamo anche con lui una domanda su se c'hai un autore o un repertorio a cui sei più legato nell'ambito della musica antica. È una domanda che mi faccio da sempre e me la faccio su tutto il repertorio, in realtà. Ed è una domanda che mi trascino da quando ho 18 anni. Qual è la musica che mi piace di più? Qual è l'autore che mi piace di più? E non riesco mai a darmi una risposta. Ho delle pagine che mi piacciono di più, che mi comunicano di più, però faccio veramente fatica a fare una classifica, diciamo, no? Poi sarebbe scontato fare una lista di nomi importanti. Cosa dico? Monteverdi, De Vittorio, Palestrina, aiuto, cioè è difficilissimo. No, ma l'idea non è di fare una lista, ma eventualmente capire che cosa un autore ci ha dato, perché ad esempio io posso dire che quando eseguo Monteverdi in alcuni madrigali veramente mi sembra di toccare il senso dell'amore, della sensualità, cosa che raramente trovo in Palestrina. La cosa che io trovo però, ed è il motivo per cui io parlo così, è che tutti quanti abbiano nel loro linguaggio una potenza incredibile. E studiando io ho visto che il problema non è quasi mai nel compositore, ma è in me che non so leggerlo, non so ancora leggerlo bene, no? E nel momento in cui riesco a trovare la chiave di lettura, riesco a emozionarmi anche con quel compositore. Devo solo conoscere una persona che me lo spieghi, no? Però adesso mi vengono in mente due compositori che mi hanno veramente toccato nel profondo. Per quanto riguarda la musica sacra, uno è stato Heinrich Schütz, e in particolare una pagina che io ricordo con grande emozione, che è il Magnificat di Uppsala, e altre composizioni di quel tipo, no? Derivanti dalla scuola veneziana. E poi, come giustamente tu dicevi, i madrigali di Monteverdi, non tutti, ma ci sono alcuni che mi hanno veramente toccato il cuore. Però io ritorno sempre sul mio discorso, che ogni pagina per me, ogni giorno, ogni pagina è una rivelazione. Devo solo avere l'umiltà di trovare la chiave giusta, e delle volte ci vogliono anni, no?
Sì, assolutamente sì. Hai detto una cosa molto interessante a cui ci colleghiamo per il passaggio alla seconda parte del nostro incontro, che riguarda la ricerca. Perché hai detto ho avuto bisogno in alcuni casi di qualche maestro che mi raccontasse, mi aiutasse a conoscere meglio un autore. E, tra l'altro c'è una domanda da cui dopo magari risponderemo, legata se ci sono oggi dei compositori antichi conosciuti ma sottovalutati che andrebbero riscoperti. Ma quello che volevo affrontare prima è come si approfondisce così poi da diventare persone che possono essere in grado, come ha detto Matteo, di aprire il mondo della musica antica, aprire la visuale, aprire dare le chiavi in mano della musica antica a un direttore, a un giovane direttore di coro. E qui da qui riparto dal fresco studio che ha appena terminato Maurizio, chiedendo a Maurizio quali sono gli strumenti che vengono messi nelle mani di uno studioso quando deve mettersi alla ricerca di un approfondimento importante come quello che ad esempio hai svolto tu su Asola, cioè su un compositore. Cosa deve andare a cercare? Dove sono le radici? Cosa va a cercare un compositore? Un musicologo. Scusate, era rivolto a me perché c'è la linea un po' disturbata. Sì, 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 per te. Dunque, scusate, ma quella linea un po' disturbata ho capito relativamente. Infatti si blocca. Cioè, quali sono gli strumenti che deve avere il musicologo per... Prego? No, dico, la domanda proprio è rivolta a te perché hai appena Sento quasi terminato niente. un percorso. La domanda è rivolta a te perché hai appena terminato questo percorso di ricerca, di studio, di approfondimento. Sì, sì. Quindi, sostanzialmente io ho lavorato, ovviamente da buon veneto non potevo non essere appassionato anche della musica popolare. Quali sono? Certo. Sì, dico, quali sono gli strumenti, scusa perché arriva dopo, lo sto chiamando, quali sono gli strumenti che deve avere in mano un musicologo per approfondire il tema della ricerca di un autore come hai fatto tu con Asola? Devi avere in mano la bibliografia innanzitutto. Se tu vuoi specializzarti o studiare un autore, devi prima di tutto fare una ricerca bibliografica il più completo possibile, capire cosa è già stato scritto su questo. Ovviamente internet è molto importante perché adesso, insomma, tra SBN, OPAC e RISM, insomma, abbiamo tutti gli strumenti per poter ricercare la letteratura su un dato autore. Dopodiché si va alla ricerca delle fonti che interessano, e quindi possono essere fonti manoscritte, fonti a stampa. Nel mio caso erano fonti a stampa perché Asola è un musicista, insomma, che ha lavorato più che altro nella seconda metà del Cinquecento. Con il lavoro di ricerca delle fonti a stampa non bisogna mai accontentarsi di avere la prima edizione o, nel caso del manoscritto, l'autografo, ma cercare anche edizioni successive in modo da avere tutte le fonti disponibili che sono pervenute ai vari archivi, anche per fare un confronto tra i vari libro parte che sia fruttuoso, insomma, nel caso ci siano errori, per esempio, nella prima edizione. Molto spesso loro facevano seconde edizioni correggendo gli errori, oppure ti dicevano che li avevano corretti, in realtà c'erano ancora come in quella di prima, perché a volte imbrogliavano gli utenti. Quindi, una volta fatto questo lavoro, chiaramente bisogna avere conoscenza della paleografia musicale e dei metodi di trascrizione. Chiaro che se si lavora nella musica del tardo Rinascimento, così i problemi sono relativi, nel senso si trascrive, più indietro si va, più invece i problemi sono grossi. Insomma,
a trascrivere musica del primo 400 o peggio ancora musica dell'Ars Nova, bisogna averlo letto 40 volte il Pratica Musice di Gaffurio, insomma, per riuscire a comprendere questo linguaggio che è meraviglioso, ma non è ancora ergonomico come quello a cui siamo arrivati ai giorni nostri, insomma. Per cui il lavoro di trascrizione con i dati confronti, poi c'è anche tutto un lavoro sul testo. Quando hai musica sacra, il problema c'è relativamente, insomma, quando si ha un liber usualis dell'epoca e di un dato luogo, se ci sono dei dubbi si va a vedere lì, ma poco cambia. Nel caso della musica profana, invece, qua è un problema più grosso, nel senso che la stessa frottola, magari, ne parlavamo oggi, ricopiata da un copista in un altro luogo del Veneto o d'Italia, può avere subito delle variazioni sostanziali anche nel testo. E quindi lì bisogna fare una ricerca e soprattutto capire qual è la lezione che noi vogliamo riportare. Però anche qua non è che i musicologi, i filologi siano sempre d'accordo su come agire, no? C'è chi addirittura fa un mix tra tutte quelle che ci sono e quello che viene fuori è la cosa giusta. In realtà il panorama musicale del Cinquecento non è un panorama univoco, è un panorama molto vario e dare ragioni a tutta questa grande realtà non è sempre semplice, anzi è difficilissimo. Dopodiché, se si vuol fare un lavoro ancora più completo, una volta che si ha la bibliografia su un autore, si ha trascritto in modo corretto ciò che si voleva trascrivere, va anche fatta una ricerca d'archivio, se non è già stata fatta e pubblicata, o sull'autore stesso, ma più che altro sulle prassi esecutive è importante, è una cosa che oggi manca, anche perché le fonti che abbiamo sono molto poche di quel periodo, sulla prassi esecutiva, perché loro non avevano, almeno la mia opinione è, dopo i miei studi, che loro non avevano una mentalità conservativa, non gli interessava che 200 anni dopo si potesse eseguire quella musica esattamente come loro volevano, no? Non lo volevano neanche all'epoca, perché nei libro parte c'è scritto poco o niente e sappiamo che le esecuzioni potevano essere poliedriche, però ci sono delle fonti anche nei nostri archivi, nell'archivio diocesano di Verona, per esempio. Io ho trovato un manoscritto dove nella chiesa di Santo Stefano sono segnate per tutte le messe di 5 anni come eseguivano i motetti sacri, con che strumenti, se c'era l'organo o meno. Qua si comincia a intuire qual era il reale panorama musicale di quel periodo e di quel luogo. Poi chiedersi se sia giusto al giorno d'oggi riproporre pedissequamente quel panorama musicale, sia giusto, o se sia secondo la volontà degli autori dell'epoca. E noi siamo figli del romanticismo da questo punto di vista, no? E non ci permetteremo mai di cambiare un corale di Brahms, perché è scritto in quel determinato modo, con quelle indicazioni dinamiche, e così deve essere. Però l'autore rinascimentale probabilmente non pensava allo stesso modo. L'autore rinascimentale molto spesso era anche un mercante, era anche qualcuno un artigiano, come Asola fu, per esempio, della musica, che doveva vendere comunque le proprie composizioni, e quindi talvolta erano scritte in modo che potessero anche essere eseguite da diversi organici, eliminando una voce, magari facendola sostituire da uno strumento. Insomma, non c'era questo interesse conservativo o che le proprie opere fossero eseguite sempre allo stesso modo. E poi, infine, in ultima, finisco, lo giuro, e c'è l'analisi, chiaramente. Prego? Concludi. È bellissimo quello che stai dicendo, è molto utile per le persone anche che stanno ascoltando, perché stai dando un'immagine precisa del lavoro profondo, approfondito e curato che deve avere un ricercatore. Quindi concludi il discorso con l'analisi, perché questo, dall'analisi si passerà poi alla parte legata a come rendere fruibile per gli esecutori il brano. Ma l'analisi è importante una volta che il lavoro è finito, delle musiche che abbiamo davanti, soprattutto se il lavoro è inedito, quindi non c'è mai stata un'analisi,
E non è sempre un lavoro scontato, devo dire, perché anche, faccio l'esempio, in Asola, che non è Palestrina, vero, che non è Vittoria e non è Monteverdi, comunque rivela delle peculiarità che ci fanno capire come ragionavano all'epoca. E tanto più è importante in un periodo di passaggio come fu il tardo Rinascimento, dove ormai c'è una concezione che non è più né carne né pesce, oppure si scoprono anche cose interessanti. Per esempio, io ho visto delle cose molto interessanti sull'utilizzo dei toni salmodici da parte dell'Asola, che in alcuni casi non andavano a rispecchiare il modo di provenienza. Per dirne una, cioè l'analisi deve portare fuori tutte quelle peculiarità che inquadrano ancora meglio l'opera in quel periodo e ci danno un'idea di come fosse la prassi compositiva, quindi non esecutiva, di quel periodo. Veramente qua ci vuole un lavoro sullo studio, bisogna conoscere un po' il contrappunto, bisogna conoscere insomma un po' di cose per fare delle ipotesi e per descrivere. A Maurizio che ci ha dato, diciamo, una bella visione di quali sono gli strumenti che deve avere in mano una persona che si mette a fare una ricerca vera, non come esecutore, ma proprio come trascrittore e come musicologo, quindi dalla bibliografia alle conoscenze paleografiche, alle conoscenze linguistiche, alle prassi, alle conoscenze contrappuntistiche. Ha citato lui anche un rapporto anche con epoche diverse rispetto a quella su cui lui si è addentrato, che sono quelle di cui parlava prima Vladimiro Vagnetti, che sono il 400. E chiedo ora proprio a Vladimiro, in un percorso con cui, ad esempio, ad Assisi fate prevalentemente invece quell'ambito musicale lì, o comunque il tuo percorso è partito da quella musica là, e poi conoscendo anche quello che fai fare, ad esempio, alla scuola di Arezzo, dove fai fare esercizi spesso con la musica del 400, ecco, non solo che utilità ha per uno studente di direzione di coro, ma anche che tipo di percorso apre uno studio della musica del 400, anche a livello umanistico, perché i temi, come diceva prima Maurizio, sono totalmente differenti. Sì, è diverso il tema, è anche diverso il modo di trattare il testo rispetto, per esempio, a quella che è la nostra consuetudine, quello che è il repertorio che noi più conosciamo. Ma io ritengo che nel percorso di formazione di un direttore di coro debba esserci uno spiraglio, si debba in qualche modo aprire una finestra su un mondo nuovo, perché da questo intanto può nascere una consapevolezza nuova e anche una curiosità verso questo mondo. Ma soprattutto il direttore che si trova in mano una partitura antica deve essere ben consapevole, e questo è quello su cui cerco di lavorare alla scuola per direttori di coro, che la notazione antica, ma la notazione anche nella trascrizione moderna, è un fenomeno visivo che cerca di raccontarci una prassi uditiva, e noi non abbiamo una continuità con la prassi del 400 e del 500. Pertanto dobbiamo costruirci una cassetta di attrezzi tali per poter interpretare il segno moderno. Le partiture girano spesso in fotocopia, in parti singole, è difficile avere un mottetto di Palestrina con l'apparato critico o con un'analisi. È anche impossibile pretendere che tutti abbiano una conoscenza così approfondita come quella di Maurizio, però tutti dovrebbero avere un minimo di bibliografia e un minimo di strumenti e anche di prerequisiti per saper ricondurre quello che hanno in mano, la trascrizione, la partitura, non solo al segno antico, ma anche a un minimo di prassi. E quindi si può e si deve, secondo me, inserire un percorso di lettura della fonte storica, di un'infarinatura di informazione, dare un'idea di quello che è la musica ficta, di perché ci sono delle alterazioni messe sopra,
altre messe vicino alla nota, altre messe tra parentesi. Non si può in un percorso biennale o triennale, in un ciclo di 10-12 ore, giungere all'approfondimento e alla consapevolezza di questo, perché è un percorso in itinere che non so se nel mio caso se si concluderà mai, però quantomeno dare un briciolo di consapevolezza che esiste quel mondo e che se uno vuole può con scrupolo e coscienza approfondirlo per sua conoscenza, per presentarlo al proprio coro, per permettere che anche i cori amatoriali possano gioire di questa musica e non subirla come spesso accade. Io ho sperimentato che una buona presentazione, una contestualizzazione, l'inquadramento dell'opera nel percorso del compositore nella sua epoca rende più bella. Ho visto un commento prima in cui si diceva che la musica antica è più bella da eseguire che da ascoltare in molti casi. Sì, può essere condivisibile, è bene che poi l'interpretazione e l'esecuzione renda questa bellezza, ma sicuramente spiegare e trasmettere il proprio amore al cantore, anche al cantore amatoriale, fa sì che ci sia proprio il gusto di cantarla. Certo, sì, è verissimo questo. Collegandomi a questo che stai dicendo, e poi ci torniamo su questo aspetto perché parleremo poi di fruizione della musica, cioè di come poterla rendere fruibile. Prima è venuta fuori un'idea di come poter avvicinare il coro alla musica antica, ma continuando questo approfondimento sulla ricerca, vorrei che ci raccontassero le 3 esperienze diverse che hanno avuto Enrico, Lara e Matteo sui loro progetti di ricerca che sono stati collegati a una tesi finale di una scuola che potesse essere il conservatorio o una scuola diciamo, per direttori di coro. In cosa vi siete dovuti un po' sforzare per fare questa ricerca? Quali sono gli strumenti che avete dovuto mettere in campo per fare un lavoro di ricerca e di trascrizione di musica antica? E cosa, in sincerità, uno potrebbe dire mi sarebbe mancato questo aspetto per riuscire a approfondire ancora di più questo argomento. Partiamo con il percorso che ha fatto Lara, che l'ha portata a trascrivere il primo libro dei madrigali a 6 voci di Tigrini. Sì, il primo libro di madrigali a 6 voci di Orazio Tigrini, e peraltro l'unica composizione profana arrivata fino a noi in forma completa. È presente a Bologna nell'archivio del Gaspari, nel catalogo. Ma Dio, la prima domanda... Ad esempio, scusami Lara se ti interrompo, quando io studiavo con Luisi, una delle cose negli anni 90 che ci chiedeva di fare era, non esisteva ancora il PDF, neanche le mail, ora stavano appena nascendo, e quindi bisognava prendere e andare di persona sì, andare a e farsi dare i microfilm. Però il percorso, esatto, invece adesso diciamo c'è anche è stato fatto anche un grande lavoro di queste fonti, per esempio appunto il Conservatorio Giovan Battista Martini, il padre Giovan Battista Martini di Bologna, ha moltissima roba che è stata resa fruibile in free download ed è molto ben fotografata, quindi si può direttamente scaricare la stampa. Sono praticamente cose tutte a stampa, in realtà non c'è roba manoscritta che è messa a disposizione, almeno per quello che ho potuto vedere io. Il percorso l'ha descritto perfettamente il maestro Saquegna, cioè il percorso del musicologo, del trascrivere è quello, dalla bibliografia, tutti i vari passaggi, nella speranza che
la stampa sulla quale si lavora o l'autografo, il manoscritto sul quale si lavora sia integro, sia comprensibile, perché poi subentrano, no, tutta una serie di altre questioni. E di quest'opera di Tigrini abbiamo soltanto quindi di Tigrini, questo autore che è un minore, ma fino a un certo punto, perché sì, poi però è un un minore fino a autore un che certo punto, perché comunque diciamo, è stato allievo dell'Aretino, di Paolo Del Vivi, ha avuto una formazione strepitosa in Arezzo, non era per niente un minore, ma l'opera poi merita veramente. I madrigali sono complessi, ma strutturati in un modo esemplare e uniscono la codificazione, le regole contrappuntistiche antiche con il moderno, il madrigale, insomma, gli aspetti moderni. sì. La questione di Tigrini, di cui si sente parlare che in un libro, in un trattato poi sulle cadenze, Morley abbia copiato le cadenze di Tigrini, Esatto. è vera o è una leggenda? No, è proprio così. Il professor Santoi lo dimostra perfettamente, insomma, questa cosa. È proprio così. Il Quindi comunque anche i minori... Ha utilizzato delle cadenze riportate nel compendio, nel trattato di contrappunto del Tigrini, spacciandole per sue. Sì, cosa che magari nel Rinascimento si faceva, però diciamo, la cosa interessante che ci fa capire questo è che anche un compositore che oggi noi riteniamo un minore, all'epoca invece era preso e riportato tale quale in un trattato in Inghilterra. Esatto. Vuol dire che la musica circuitava e che i nomi di questi autori erano comunque nomi che viaggiavano. Sì, senz'altro. E infatti anche in quest'ottica, a proposito della prassi esecutiva e via dicendo, penso che cantare la musica fosse una cosa così naturale, così comune, così così alla portata di tutti, no? Che non c'era troppo bisogno di tanti codici, tante regole. Quindi... Grazie Lara. E invece un autore che Lara ci diceva che per Tigrini c'è un unico documento, cioè l'unica stampa è a Bologna, dicevi, in biblioteca. Sì. Mentre il lavoro che ha fatto Matteo Valbù... Vabbè, Didi, finisci. È una stampa del Gardano. I madrigali sono stati scritti nel 1581 e la stampa è del 1582. Poi lui ha scritto anche il secondo libro dei madrigali a 6 voci, ma non ci è pervenuto. E pensa che il Tigrini, per scrivere questa musica profana, si era completamente ritirato dalle scene liturgiche musicali di Arezzo, perché era stato maestro di cappella della Pieve prima, e siccome riteneva che fosse un'impresa un po' impegnativa quella di scrivere questi madrigali, si era completamente ritirato a vita riservata, insomma, proprio per comporre questi madrigali che poi aveva donato a Vitelli, insomma, un nobile potente, delle tue parti, era delle tue parti, Vlad. Sì, Vitelli, sì, di Città di Castello. Ma se posso intervenire a proposito del Tigrini, non è un caso che lui, dopo una produzione prettamente di musica sacra, nell'81-82 pubblica questo libro di madrigali, perché il suo trattato, secondo la sua dichiarazione, era stato già preparato nel 1578. Poi sostiene che questo carteggio gli fosse stato rubato, scomparso, e dalle stampe nel 1602, se non ricordo male. 1588. 1588. Qualche anno più tardi.
Però insomma al termine di un periodo della sua vita di grande ricerca, nel suo trattato lui fa un po' la sintesi di tutte quelle che erano le conoscenze teoriche del Cinquecento. Quindi, e subito dopo aver concepito il trattato, pubblica un libro di madrigali che contengono in grande quantità elementi di innovazione e sperimentazione. Esatto, era un uomo con un piede nel futuro, questo Tigrini. Sì. Pur affermando che l'arte musicale è scienza e poesia, dove scienza evidentemente significa regola, precisione, codice, e la poesia la usa proprio come elemento primario. Consiglia addirittura, prima di mettersi a comporre, di scegliere con attenzione il testo poetico. E questi madrigali, alcuni sono delle liriche abbastanza note, del Petrarca, del Bembo, del Varchi. Ci sono degli adespoti però. E sicuramente il primo e l'ultimo li ha scritti lui. Sicuramente, perché il primo ricalca... Cioè lui ha scritto anche il testo, probabilmente. Ha scritto il testo, probabilmente. Del primo sicuramente, perché ricalca la dedica. Il primo madrigale è la dedica messa in musica. E nell'ultimo probabilmente anche perché fa citazioni classiche, parla di armonia, della musa della musica, di Eros, perché nei madrigali celebra questa coppia, insomma, e quindi segue un filo di vita matrimoniale, dalla conoscenza al fidanzamento, ai figli, ai dolori. Quindi è proprio un vero e proprio ciclo questo. È un ciclo, sì. Quindi nell'affrontare un autore come minore, chiamiamolo minore, come questo Orazio Tigrini, comunque tu sei entrata, come diceva prima anche Maurizio, bisogna entrare anche dentro non solo lo stile, ma il percorso che questo autore crea, perché ci sono delle volte delle novità particolari, ci sono delle interazioni all'interno delle opere tra una e l'altra, o tra un'opera e un altro autore magari. Interessante questo. Passo la parola ora a Matteo, perché come Lara Inguscio, anche Matteo ha lavorato su un'opera che soltanto abbiamo soltanto un reperto, soltanto una stampa, e quindi è l'unica. Prima diceva Maurizio di collazionare diverse versioni, e invece voi, per motivi diciamo proprio di studio, vi siete indirizzati su delle opere che sono opere poco eseguite, anche perché c'è soltanto quella versione lì, e quindi non ci possono essere dei confronti con altre stampe. Sì, no, in realtà non c'è neanche la stampa, perché è un manoscritto e esiste solo quello, ed è un manoscritto di anonimo, o meglio, c'è un nome che però non esiste, e dopo ricerche in lungo e in largo, in ambienti anche non solo musicali, sono arrivato alla conclusione che probabilmente non è il nome e non è neanche la provenienza dell'autore, ma si riferisce probabilmente al nome del copista, oppure questo autore era un allievo della scuola degli accoliti di Verona, che poi è rimasto nell'oblio della storia. Insomma, io ho trascritto questa messa a 13 voci in 3 cori, questo organico un po' particolare, un coro da 5 e 2 cori da 4 con il basso generale per l'organo, una messa di inizio 600 che è stata eseguita, sembra, nella cattedrale di Verona, e probabilmente in grande stile, con strumenti eccetera, perché fino alla grande peste del 30, nella cattedrale di Verona, come può confermare l'amico Maurizio, si dotavano di grandi apparati e orchestre e cori veri e propri. È stata un'esperienza notevole, anche perché oltre all'edizione, alla trascrizione e all'edizione che ho fatto,
e per cui mi sono avvalso dell'aiuto del maestro Vincenzo Di Donato, che per me è stato una grande illuminazione, diciamo. Ma poi abbiamo fatto l'esecuzione in sede d'esame, naturalmente, e con il mio coro, e questo è stata una soddisfazione, è un progetto molto bello di divulgazione, prima di tutto, e poi anche di riscoperta di una pagina bella di musica storica. Questa è una bella riflessione che ci dà la possibilità di andare ancora oltre, parlare di un altro argomento, che è la fruibilità della trascrizione e come la trascrizione può essere resa non facile, ma comunque più semplice da leggere da parte di esecutori, e come allo stesso tempo debba riuscire a mantenere tutte le informazioni principali e importanti che deve avere un'edizione. Prima di passare però a questo aspetto di fruibilità e di divulgazione, che sono connesse all'aspetto esecutivo, di cui parlavi giustamente tu, Matteo, che è la cosa importante su cui si basa l'incontro di stasera, cioè il fatto che la musica deve essere trascritta, tramandata attraverso la passione, ma soprattutto perché vogliamo che poi venga continuata anche la parte esecutiva. Passiamo all'esperienza di Enrico, che invece lui ha dovuto fare il contrario, non ha avuto un unico documento con cui confrontarsi, ma una giungla di documenti diversi che erano diciamo, e di leggende che stavano attorno al Miserere di Allegri. Quindi si passa da due lavori, quelli che hanno fatto Lara Inguscio e Matteo Valbusa, che sono stati di contestualizzazione di quella stampa o di quel manoscritto, di trascrizione, di bibliografia, di ricerca di documenti, invece a un lavoro che hai fatto tu sul Miserere di Allegri, che al contrario è proprio un dover forse sfoltire i troppi e le tantissime informazioni che arrivano e che avevi sul Miserere di Allegri. Raccontaci un po' invece come è nato questo percorso. Allora, sia quello su Allegri, sia quello successivo poi sulla Messa Notre Dame erano due progetti totalmente paralleli e in qualche modo fratelli, nel senso che entrambe le cose nascevano da una frase che mi era stata detta tantissimi anni fa da una persona che è stato forse uno dei maestri che più mi hanno indirizzato alla ricerca, che è Guido Milanese. E lui disse che ognuno di noi ha un suo alberello delle certezze, e per arrivare poi non solo alla verità, ma anche solo a qualcosa di plausibile, dobbiamo prendere questo alberello e scuoterlo. Ora, tutti conosciamo il Miserere, tutti conosciamo la Messa Notre Dame, almeno per sentito. Sappiamo tutta una serie di aneddoti e di florilegi legati a queste opere. Abbiamo le nostre certezze, sappiamo che Allegri è famoso per il Do acuto del soprano, però poi la verità qual è? E allora, se già mettiamo in dubbio i postulati iniziali, che sono quello che noi abbiamo ritrovato, tutti e due i progetti di ricerca erano nati con lo scopo di conoscere un mondo. Da un lato quello della Cappella Musicale Pontificia, soprattutto dal 600 in poi, e dall'altro invece il mondo della Francia medievale. E non solo capire cosa stava in un'edizione, ma capire tutto quello che l'edizione non poteva raccontarci. Perché il bello della musica antica è che noi oggi abbiamo il segno, e il segno è qualcosa che non è oggettivo e ci dà forse la parte più noiosa delle informazioni, che sono altezza e durata sostanzialmente. Ma tutta la cosa bella da sapere, tutto il succo di queste musiche sta nel non scritto. E allora, per capire il non scritto, dobbiamo metterci nei panni di chi quella musica la eseguiva al tempo, chi la ascoltava, chi la scriveva. Dobbiamo cercare di ricostruire il mondo che avevano nelle loro orecchie e capire quali erano le loro pratiche, non soltanto a livello musicale, ma a livello proprio contestuale. E questa è una grande lezione invece di Marcel Perret, che a partire proprio da questo principio di ricostruzione del contesto ha in qualche modo cercato di riportare in vita una tradizione ormai perduta, che era ad esempio quella del canto romano antico. E secondo me questa è stata la cosa
fondamentale e la cosa più interessante da capire, perché su Allegri, è vero, esistono miliardi di fonti. Solo le edizioni vaticane sono, credo, 6 o 7. Dalla più antica, quella che ci è arrivata del 1661, sino all'ultima del 1892. E sono totalmente diverse, è come se ci fosse passato il gioco del telefono. Da una prima versione che ci mostra alcune cose all'ultima che sembrano proprio due pezzi completamente diversi, ma in mezzo ci sono tantissime altre edizioni ornate, diverse, mi sembra 4 alla British Library, una alla Bibliothèque Nationale de France, una alla Bayerische Staatsbibliothek di Monaco, una ancora alla Biblioteca di Varsavia. E sono, scusami Enrico se ti interrompo, e sono per certi versi tutte vere, perché non è che questa musica è falsa, esprime quel Miserere di Allegri visto in quell'epoca, in quel luogo. Sì, certamente ne esprime una versione parziale, perché sappiamo bene che l'esecuzione in antico era un atto creativo e quindi loro non leggevano quello che c'era scritto, lo creavano, perché l'ornamentazione era qualcosa che andava pesantemente a influire sulla struttura stessa del pezzo. E l'ornamentazione, tra l'altro, non nasce il 1° gennaio del 1600, già anche per Machaut è un elemento importantissimo, quindi considerando queste cose, ogni performance di un pezzo era diversa dalla precedente. E allora quello che era scritto in una determinata edizione era la fotografia di alcune cose che avevano colpito il trascrittore, oppure di alcuni momenti del pezzo, oppure ancora una sorta di canovaccio da seguire. Ci sono alcuni elementi, tipo un arpeggio di quinta diminuita, che ricorre in diverse delle fonti allegriane. È stata totalmente persa nell'edizione che noi abbiamo ricevuto. Però nelle edizioni storiche ornate c'è. Evidentemente, tra le varie cose da seguire per il primo soprano del quartetto, c'era anche che a un certo punto ci sarebbe stato questo arpeggio. E poteva essere un arpeggio semplice, un arpeggio ornato, però quelle note le doveva toccare. Certo. Quindi diciamo che secondo me la cosa veramente più interessante è il contestuale delle opere, ed è quello che ci regala forse le emozioni più grandi, perché una volta che ci si avvicina a un pezzo con consapevolezza, magari non si arriverà alla verità assoluta, perché non abbiamo una registrazione di come lo facessero all'epoca, magari ce l'avessimo, forse ci sconvolgerebbe del tutto, però pur non avendo... Ma forse, scusami se ti interrompo, dato anche quello che avete detto un po' tutti, difficilmente ci potrebbe essere una registrazione univoca di quell'epoca. Sarebbero comunque tante differenti registrazioni. Sì, anche nel caso di Allegri, che comunque in qualche modo, almeno per il primo periodo, è confinato a Roma, poi sapremo che ci sarà invece una serie di esecuzioni per tutto il Settecento a Londra, però almeno nel primo periodo in cui era confinato a Roma, in ogni caso l'esecuzione del mercoledì e quella del venerdì santo sarebbero state totalmente diverse. Per il resto ovviamente non è mai esistito un canto universale, cioè anche oggi se noi prendiamo una partitura con tutte le annotazioni possibili, penso ad esempio al Brahms che ha citato prima Matteo, e lo dessimo, che so, al coro della Scala e al coro giovanile islandese, uscirebbero fuori due pezzi diversi. Ma proprio perché sì, il segno... però tendenzialmente farebbero tutte le stesse note. Invece nel Rinascimento cambiavano a volte anche le note proprio nell'improvvisazione. Sì. A volte veramente era un pezzo totalmente diverso. Grazie. E passiamo all'ultima parte del nostro incontro legata all'esecuzione e quindi a come si può creare una trascrizione che sia facilmente che sia eseguibile. Quindi diceva nell'intervista che abbiamo fatto la settimana scorsa con Paolo Dacol che sia leggibile da un gruppo professionale o amatoriale, ma che trasmetta nello scritto tutte le informazioni necessarie per avere una buona esecuzione. E quindi, dato che ci sono un po' di lettori sicuramente in ascolto, se ci sono metodi per capire quando una trascrizione è fatta
male o è fatta bene, nel senso che ormai con internet, con i portali CPDL oppure altri portali che danno i PDF, noi possiamo ricevere musica antica costantemente e varie versioni. C'è un modo per renderla per capire se è fatta bene o se è fatta male? Ci sono delle chiavi con cui possiamo capire quando una cosa non è del tutto corretta e allora magari ci dobbiamo affidare a un nostro senso oppure a parlare con un musicologo per capire alcune questioni. Non so se chi di voi vuol dire qualcosa rispetto a questo. Provo io. Sicuramente dovrebbe contenere degli elementi. L'ideale sarebbe un apparato critico e una contestualizzazione storica, però bastano già degli elementi che vadano a focalizzare le caratteristiche più importanti e anche più complesse da interpretare, ad esempio il tactus. Ecco, una partitura destinata all'esecuzione può anche cambiare la durata dei valori per riportare rispetto ai tempi ai quali noi siamo abituati i valori originali, così che anche un interprete meno esperto possa capire qual è il senso, qual è l'andamento, mentre invece fino a qualche anno fa si sentivano mediamente esecuzioni molto lente della musica antica, molto, molto tirate, che non rendevano onore anche al testo che veniva musicato. E poi sicuramente le chiavette, avere un incipit della fonte storica ti permette di capire già molti elementi, però anche qua per decifrare ci vuole un minimo di conoscenze di base. Quindi comunque andare alla ricerca di trascrizioni in cui ci sia un po' di apparato critico o all'inizio o alla fine della trascrizione che ci spieghi un po' la storia, anche magari da dove hanno preso i documenti da cui hanno fatto la trascrizione, le chiavi, quindi riportare un po' le chiavi antiche. Forse riguardo alla musica ficta una cosa importante sarebbe evitare quelle trascrizioni in cui tutte le alterazioni sono messe davanti alle note, perché non si capisce quali sono originali, quali sono magari quelle invece proposte dal trascrittore. Riguardo a questo, ve lo chiedo proprio a Maurizio, che hai dovuto, diciamo, fare una discussione finale, tra l'altro online, del tuo dottorato. Per te, come musicologo e per te come esecutore, quanto dovrebbe essere grande e cosa è indispensabile, come ha chiesto anche Vladimiro, scrivere in un apparato critico per renderlo comunque fruibile, non quindi troppo pesante di 12, 15, 20 pagine magari per un solo mottetto, ma cosa è indispensabile per riuscire a far sì che chi lo legge riesca ad approfondire veramente in fondo l'opera che va poi a studiare? Beh, è una bella domanda, nel senso che comunque non sempre sono leggibili gli apparati critici, quindi da tutti. Quindi questo è già un grosso problema, perché si tende molto spesso a lavorare diminuendo tutte le terminologie e quindi ci vuole anche proprio un dizionario specifico molte volte per interpretarlo, tanto che immagino che uno lo vede e gira subito la pagina e va alla partitura. Quindi bisognerebbe anche trovare principalmente un modo per rendere un po' più accattivanti e snelli, appunto, come dicevi tu, questi apparati critici. D'altronde però le informazioni che si devono dare sono parecchie, sono tante, perché bisogna cercare nell'apparato critico di rendere giustizia o rendere ragione, meglio, di tutte le scelte che si sono operate. Quindi intanto si dà informazione di dove si è presa di dove è la fonte, se esistono ristampe, certo, se esistono copie della stessa. Poi chiaramente, come ha detto Vladimiro, l'incipit dinanzi alla partitura va sempre, perché qui si vede che la trascrizione non è stata trasposta, insomma, o tutte queste cose. Va segnalato in virtù di cosa, per esempio, sono messe le ficte,
perché non è sempre così scontato, perché se uno si trova una musica del 1430 è un conto, se uno invece ha una musica del 1590 è un altro. E Certo. quindi lì Non ci può... si spiega dove si è scelto, perché sono comunque delle proposte le ficte, uno può ignorarle. Prego? Sì, continua. Era proprio per dicevo, domandare... uno può anche ignorarle, però... Vai Maurizio, vai, prosegui, ti stiamo ascoltando. Non sento più niente, quindi continuo. Sì. Dicevo, per esempio, non so, ci sono le sensibili in prossimità delle cadenze, nel tardo 500, allora le inseriamo come ficta, oppure nel brano policorale, quelle sono le più semplici, un semicoro termina nella piccarda e l'altro inizia magari con la nota, con la terza che non è alterata. Bisogna segnalare tutto e magari anche dare ragione di qualche testo che possa spiegare ancora meglio i fatti, anche per tentare di educare, insomma, il nostro pubblico a un certo tipo di letture. Non so, mi viene in mente le pubblicazioni di Margaret Bent, per esempio, sulla ficta, che sono credo tradotte anche in italiano. Dopodiché c'è tutto il discorso relativo all'utilizzo del tactus e a come si è trascritto in relazione al tactus. Anche qui non è una cosa semplice, nel senso che una musica del tardo 500 ha delle indicazioni di tactus che ormai sono un po' dei residui di ciò che che erano le indicazioni della notazione mensurale bianca di secoli prima. E quindi un C tagliato nel 1590 non ha più il significato di tempus imperfecto, prolazione imperfetta, ti indica probabilmente che il tactus è alla breve, punto. E via così, tanto che cominciano a usare il 3, no? Al posto del cerchio nei tempi perfetti. Quindi bisogna disquisire un attimo su questo. Se si sceglie di dimezzare i valori, io lo faccio, so che che mi odieranno in molti, lo faccio perché ho sentito troppe esecuzioni ignorare anche dei segni di tempo magari corretti per l'esecuzione a valori giusti, ma che dopo l'hanno interpretata come volevano. Insomma, basta scriverlo, non dobbiamo fare una questione visiva, perché tante volte ho sentito dire che è solo per una questione visiva che non bisogna dimezzare il valore. Insomma, è più importante che venga fuori bene, insomma, il fine della partitura è che venga eseguita. Sì. Poi ci sono tutta una serie di altri aspetti, volendo andare in fondo sull'apparato critico. Per esempio anche i repertori dove quest'opera è presente, quindi RISM primo tra tutti. E poi, se è possibile, io l'ho fatto anche per coro online, se hai visto l'ultima che ho trascritto su Bernardi, ho messo proprio l'immagine di ogni libro parte ogni libro parte originale prima della trascrizione. Così, più di così non si può fare. Insomma, l'apparato critico è un approccio di onestà nei confronti di chi andrà a fruire la nostra partitura. Poi le scelte che possiamo operare nella trascrizione, dal mio punto di vista, devono andare all'esecutore, qualsiasi, dal grande professionista al coro parrocchiale che magari neanche si intende di questi repertori, perché è importante che venga eseguita nel modo migliore. Ti ringrazio, come sempre sintetica ma è approfondita, di qualità la cosa che ci hai detto e penso che tra il tuo intervento e quello di Vladimiro sono stati esaustivi su questo termine. C'è Giacomo Conto che chiede se qualcuno di voi ha uno o due titoli di volumi che parlano, che possono chiarire le tematiche legate alle proporzioni, quindi ai tempi ternari. Non so se qualcuno di voi ha un suggerimento guarda, ce l'ha in mano Vladimiro. È come la Bibbia delle proporzioni. Poi magari Vladimiro lo mettiamo sul commento, come commento.
Sono alla- interessanti alla- anche alla- le pubblicazioni. Vai, Maurizio. Dicevo, sono interessanti anche le pubblicazioni di Giovanni Acciai riguardo alla tematica del Tactus, anche perché sono sempre molto giustificate e soprattutto fanno un percorso storico, perché come dicevamo prima, nel 400 non è la stessa cosa che nel tardo 500. Credo che alcune siano anche della cartellina Sì. Sì. che molti Grazie. direttori di coro hanno. Ottimo questa cosa che serve anche a molte persone che sono in questo momento all'ascolto. Andiamo verso la fine del nostro incontro. Intanto, visto che Lara prova a rientrare, ma mi sa che ha problemi con la connessione, e volevo chiedere questo partendo da Vladimiro e poi passando a Enrico e Matteo, perché il tema del timbro è un altro tema importantissimo in questa epoca. Quando io studiavo con René Clemci, proprio alla scuola di Arezzo, lui parlava della storia del timbro attraverso gli strumenti, cioè lui diceva: se questi strumenti che erano fatti per imitare le voci nel Medioevo suonavano così, noi dovremmo ripercorrere quel suono. E io non so se poi dopo tutti la pensano allo stesso modo, però ad esempio lui ci faceva fare la nasalizzazione dei suoni. Ora mi chiedo questo: nello studio tuo timbrico della musica diciamo del 400, con gli strumenti che tu hai suonato, i cromoni, la bombarda, ti sei fatto un'idea del tipo di suono che avevano in mente nel 400 e poi magari invece l'evoluzione timbrica degli strumenti che porta anche verso a un suono nuovo anche a livello vocale nel 500? Allora, gli strumenti che noi abbiamo oggi sono delle ricostruzioni e quindi, per quanto fedeli, non abbiamo la certezza che l'asprezza di certi strumenti e il senso dell'arcano, dell'antico, il senso del gotico, direi, che piace a noi, fosse in verità quello che piacesse all'epoca. Le fonti secondarie ci parlano di grande armonia, di melodiosità, di dolcezza delle cennamelle. Invece per noi le bombarde, le cennamelle, nel nostro immaginario moderno hanno un suono aspro, nasale, appunto. Quindi è cambiato il senso della dolcezza o è cambiato il gusto per un timbro piuttosto che per un altro? Sicuramente le illustrazioni, almeno in quei periodi in cui l'arte pittorica è più fedele alla realtà, sicuramente ci danno una visione, fanno una fotografia che potrebbe darci degli indizi, e quindi si vedono cantori che suonano insieme, che cantano insieme a certi strumenti, che si alternano probabilmente o che cantano insieme e che hanno una postura. Allora, se si vedono cantori con una bocca ben aperta, magari anche con le guance arrossate, suonare vicino ad una cornamusa, probabilmente ci facciamo un'idea di una grande direzionalità di suono, di una certa ampiezza, di un certo sostegno. Poi ci sono le fonti che parlano di controtenori che affettano le note, appunto, delle fioriture, come un abile macellaio fa sul tagliere con la carne, oppure ci parlano di basso che è a fondamento. Abbiamo ancora altri esempi come quello di Banchieri nella cartella musicale, in cui dice che si eviti che un soprano miagoli come un gattino e che il tenore ragli come un asino, e quindi anche queste sono indicazioni che vanno in una direzione diversa da quella che è l'idea che molto spesso si sente di queste voci angeliche, femminili, o di questi tenori molto aperti. Perciò dove sta la verità? Forse la verità sta Banchieri, nel senso del gusto, nel rendere il bello per noi, oltre che seguire quella che è un'idea di un antico che non potremo mai più ascoltare, come diceva Enrico, perché non esistono dischi di Matteo o dei suoi contemporanei.
Banchieri, dicevo, parla di tutti gli animali, ma del canto del pavone, che è straziante, non ne parla, vero? No, lì mette insieme mette insieme il gattino, l'asino, il bue per il basso e non riesco a ricordare il contralto. Forse era il Q. Comunque, è bellissima questa riflessione sul suono, perché in effetti, poi ad esempio io quando ho lavorato con Clemens, lui chiedeva questo tipo di suono, e mi sembra che un po' l'abbia cercato anche Enrico quando ha fatto il suo lavoro finale su Machaut, cercando, oltre che la pronuncia un po' alla francese del latino nella messa di Machaut, ma anche un suono un po' più nasalizzato, un po' più presente, che richiamava anche una permanenza di tradizione nei cori sardi, corsi, oppure anche di altre regioni d'Europa un po' isolate. Sì, una cosa che si capisce dalle fonti iconografiche è che spesso la posa del cantore era una posa piuttosto tirata, spesso con la testa alzata e la mandibola prognatica, il che assicurava anche una proiezione in grandi spazi, ma un suono anche piuttosto gutturale. Era quello che nel canto romano antico probabilmente era la voce parlata sollevata di 3 tetracordi. Quindi se questo tipo di vocalità è rimasta in ambienti più isolati, come da noi in Sardegna, in Corsica, in alcune parti dei Paesi Baschi, oppure ancora sul Monte Athos, in alcune tradizioni orali del Mediterraneo, qualcosa è Io ho rimasto. C'è un'idea. trovato, scusa se interrompo, l'ho trovato addirittura in Georgia, quando siamo stati con il coro a Vox Cordis in Georgia, a Tbilisi. Loro vi consiglio, per chi è interessato, di sentire le voci georgiane, sono dei cori maschili che hanno questa voce in maschera un po' spinta, che ci ricorda a noi le tradizioni della Sardegna o della Corsica. Guarda, pensa che Marcel aveva fatto un disco nel 2005 che forse è un po' tirato, può essere un esperimento un po' bizzarro, però secondo me illuminante. Lui ha preso l'Antiphonère des Invalides del 1682, parlo di Marcel Perret, con l'Ensemble Organum, è un antifonario parigino, quindi molto tardo, e l'ha fatto eseguire ai suoi cantori corsi, con questo tipo di emissione tradizionale. E di fatto io ho fatto un esperimento, l'ho fatto sentire a mio padre senza dirgli cosa fosse, e lui pensava fosse il concordo di Castelsardo. Perché quello che è rimasto a noi, nelle nostre tradizioni, sono dei falsi bordoni cinquecenteschi con questo tipo di vocalità più arcaica, che è un relitto di epoche precedenti. Non mi viene difficile pensare che anche le cappelle musicali, almeno in questa zona particolare, nel Cinquecento cantassero, perché no, Marenzio così, Palestrina così, abbiamo le fonti che dicono che cantassero quella roba, però non è detto che fosse come lo cantavano a Roma o come lo cantavano a Bruges. Ah, certo. L'estetica era diversa sull'asse geografico, così come lo è sempre stata sull'asse temporale. Grazie. E invece questo percorso sul suono e sulla voce ha portato Matteo Valbusa, dopo anni di lavoro sulla direzione di coro, direzione d'orchestra, a voler approfondire proprio anche il proprio suono, in particolare con Vincenzo Di Donato a Verona, studiando canto barocco, e questo si ripercuote chiaramente anche sulla tua idea di suono poi quando lavori con i cori. Sì, certo, mi aiuta moltissimo e mi aiuta proprio da un punto di vista tecnico sulla gestione delle voci del coro, mi aiuta a gestire le prove, a costruire il repertorio in maniera più intelligente e a saper risolvere dei problemi in maniera più mirata e più sana anche. E, soprattutto la cosa che sto notando è che questo percorso mi aiuta a leggere con più, come posso dire, profondità la musica antica, ma non solo, perché da diversi anni ormai sto tastando con mano questa realtà meravigliosa che è un filo rosso che unisce tutta la storia della musica.
E quindi il fatto di studiare la musica rinascimentale, la musica barocca, mi aiuta a leggere meglio Mozart, mi aiuta a leggere meglio Brahms e mi aiuta a leggere meglio Arvo Pärt e la musica contemporanea. E viceversa, perché tutti questi autori, come sappiamo bene, hanno studiato e studiano, gli autori contemporanei studiano la musica antica. E tutto quello che viene scritto oggi dai bravi compositori si basa su una lunga tradizione che affonda le sue radici in millenni di storia. Quindi il fatto di andare a ricercare la corretta prassi esecutiva della musica antica, ma soprattutto il fatto di capire come veniva scritta, qual era la cultura che la permeava, no? E qual era la storia in cui sono nati e in cui hanno lavorato i compositori, ci aiuta a capire molto di più, a comprendere molto di più i testi e le musiche che sono state scritte. Ti ringrazio. E se dovessi dare, tu lavori prevalentemente sulla musica antica con gruppi misti, quindi che hai voci femminili e voci maschili, e il tuo suono a livello di caratteristica avrà delle richieste. Se tu dovessi dare una richiesta specifica ai tuoi cantori, o dare un suggerimento alle 50-60 persone che ancora ci seguono in diretta, che tipo di consigli daresti? Per che tipo di voce dovrebbero cercare? Parliamo di un coro misto o di un ensemble misto? Poi chiederemo a Maurizio invece cosa lui consiglia se uno deve lavorare in questa musica con un gruppo invece a voci pari. Beh, è una domanda difficile, no? Come tu sai bene, perché questa musica, parlando della musica sacra, non è stata scritta per coro misto, quindi ogni volta che noi la eseguiamo con questo organico incorriamo in un problema storico che diventa un problema pratico immediatamente. Ci sono varie problematicità, il primo delle quali è l'identità delle voci femminili all'interno del coro, no? Perché non esistevano l'identità del contralto, che era un tenore acuto, e l'identità del soprano, che era un controtenore, o le voci bianche, maschili, eccetera. Oggi dobbiamo fare i conti con una estetica moderna filtrata dal romanticismo e filtrata dalla musica contemporanea, di cui sicuramente dobbiamo tener conto oggi, io penso, soprattutto se abbiamo un coro misto a disposizione, no? Perché se abbiamo un coro misto e facciamo musica antica vuol dire che abbiamo accettato questa estetica filtrata dal romanticismo e dalla musica contemporanea. Dobbiamo stare attenti però, perché ci sono degli incroci all'interno delle sezioni che prevederebbero un'identità timbrica che non c'è, perché sono strumenti diversi sostanzialmente, la voce umana maschile e la voce umana femminile. Quindi dobbiamo trovare degli ammorbidimenti, delle schiariture che consentono di amalgamare meglio possibile le voci. Vladimiro fa un lavoro straordinario col suo coro in questo senso. Il fatto di lavorare con le voci pari, come fa Maurizio e come delle volte faccio anch'io e voglio farlo sempre di più in futuro, ci porta direttamente all'interno di una sonorità che è quella più vicina all'originale. Sì. E quindi Maurizio, la tua ricerca con il coro maschile in particolare, che ti ha portato a fare molto di Victoria ma anche altro repertorio spagnolo, a realizzarlo con le voci maschili, un po' come lo sta facendo ad esempio Decathlon di Paolo Dacol, da cosa nasce? È un'esigenza che tu avevi, è nata per caso, e così chiudiamo il cerchio parlando siamo partiti dalla passione che ci porta che ci ha fatto amare la musica antica, e arriviamo attraverso lo studio, la trascrizione, all'esecuzione
e quindi ai nostri cori che eseguono, ai nostri gruppi che eseguono questa musica. Cos'è che ti ha portato, cosa cerchi nel suono del coro maschile che fa musica del Cinquecento? Beh, diciamo che da qua ho fondato il gruppo vocale 900 nel 2003 appunto per poter eseguire musica di questo tipo con quel tipo di organico. Oddio, non è semplice, nel senso che ci vogliono anche le voci che lo possano fare, però secondo me tutti i cori maschili, anche quelli che dal repertorio popolare vogliono tentare insomma la strada della polifonia, possono comunque farlo, perché magari tra i baritoni hanno dei bellissimi falsetti che possono utilizzare nelle voci di cantus. Poi Certo. capisco anche che per un uomo a volte mettersi a cantare in falsetto, in voci acute così, magari si senta un po' a disagio. E lì sta il direttore. Io vedo i miei controtenori quando cantano sul falsetto si sentono i più fighi del mondo, per cui perché magari li si incita in un certo senso e loro sono contenti. Quindi, però so di altri cori che hanno avuto problemi di questo tipo. Per cui poi, come diceva Matteo, c'è tutta una costruzione all'interno di queste musiche che chiaramente privilegia la voce maschile rispetto a quella femminile. Ne parlavamo proprio l'altra sera, sempre con Matteo, pensiamo alle parti di altus. Un conto è avere un contralto che, per quanto bravo, comunque per tenere certe tessiture che in genere sono piuttosto basse, fa un certo tipo di fatica e ottiene un certo tipo di risultato. Un conto è avere un tenore giovane invece che si mette a fare le parti di altus in voce, e quindi hai tutta un'altra tenuta delle parti interne, no? Assieme a quella del tenore. Quindi io avverto proprio la necessità di fare questa musica a coro maschile, ma anche da filologo non condanno certo chi la fa col coro misto o io la faccio anche col coro femminile, perché ho anche il gruppo femminile, perché comunque se è vero che nelle grandi cattedrali le compagini corali erano esclusivamente maschili, io so di per certo, l'ho visto nei documenti, ma lo saprete anche voi, che anche nei monasteri femminili si consumava musica polifonica. Certo. La cantavano anche loro, magari non le sentiva nessuno, però voglio dire, rispecchia un panorama di clausura, tra virgolette, della musica antica. E non parlo solo di produzioni specifiche per coro femminile. Io so di musiche, per esempio, a voci pari dell'Asola, che venivano acquistate da una badessa veronese per le sue consorelle, perché prediligeva la musica di questo musicista, e probabilmente all'ottava sopra cantava le musiche a voci pari dell'Asola, e siamo nel 1580 giù di lì. Il Razzi Grazie, bellissimo. Per un monastero. Infatti, bellissimo questo finale, questo che ci ha portato al suono, Prego? che è una cosa importante. No, è molto importante il fatto di aver parlato anche del suono e del fatto che si possa eseguire la musica anche con organici ormai moderni, pur pensando, come diceva Matteo e come sosteneva sostenete un po' tutti, pur pensando all'originale da cui si sta partendo. Allora, io vi ringrazio perché è stata una bellissima serata in cui si è potuta condividere con persone che sono ancora nel pieno della loro carriera e che si stanno dedicando gran parte della loro attività alla musica antica. È stato bellissimo poter condividere con voi questo momento. Saluto a nome di Lara Inguscio, perché abita veramente, non era uno scherzo, lei abita veramente nella punta d'Italia, a Santa Maria di Leuca, e attualmente ha scritto che sono sotto una tempesta di vento che ha bloccato le connessioni, quindi non è era instabile la connessione da una mezz'oretta, ha dovuto lasciare l'incontro, quindi salutiamo Lara Inguscio e la ringraziamo per la sua testimonianza che ci ha dato oggi. E faccio fare un saluto a ognuno di voi. So che Enrico voleva aggiungere qualcosa sul timbro. Mi sembra bello che ancora una volta, come è successo altre volte, ci sono state 60-70 persone fisse a sentire dei musicisti parlare di un argomento particolare e un po' per specialisti come la musica antica. Quindi grazie e un saluto anche a tutte le persone che sono in ascolto, che sono state in diretta o che rivedranno poi successivamente questo
questo video registrato. Un saluto a Enrico, grazie Enrico intanto. Grazie, faccio questa brevissima chiosa allacciando un po' di fili che sono stati detti da Matteo e Vladimiro, quando si parlava ad esempio uno del compromesso attuale e due del senso di soavità di cui parlavano i trattati antichi, eccetera. Per fare un esempio molto più recente, basta sentire le registrazioni che abbiamo dei cantanti di inizio Novecento, tipo non solo Moreschi, va bene, l'ultimo castrato, ma anche per dire Adelina Patti, che erano cantanti che hanno collaborato con i più grandi musicisti dell'epoca, e sentendoli adesso noi restiamo sconvolti, perché la nostra idea del suono di inizio Novecento o di fine Ottocento è totalmente diversa. Allora immaginiamo cosa poteva essere 500, 1000 anni fa. Questa differenza è proiettata all'infinito. Infatti la nostra idea di suono medievale, spesso così chiaro, brillante, dolce, suave, lo è per i nostri standard, perché noi leggiamo quei trattati e gli diamo un tipo di lettura che viene dal nostro background, ma non da quello che ha scritto. E allora lì è veramente importante, secondo me, capire il contesto per capire cosa quelle determinate parole vogliono dire, perché la stessa parola nell'arco di 500 anni può avere sfumature veramente tanto differenti. Quindi quando Isidoro da Siviglia parla di vox autem perfecta est clara alta et suavis, bisogna vedere cosa voleva dire nel VI secolo. Certo. Maurizio, ringraziamo anche Maurizio Sacquegna che, come dicevo fin dall'inizio, unisce un grande valore come direttore di coro, ha un grande entusiasmo, ma ci ha dato dei momenti anche di sintesi stupenda sul lavoro e sul ruolo del musicologo. Quindi un saluto anche a Maurizio, non so se devi dire qualcosa per chiudere il discorso. Sì, saluto intanto tutti e ringrazio i colleghi e amici e Lorenzo per avermi invitato anche questa volta. Concludo dicendo solo questo, un passaggio che non era stato toccato, che lo studio della polifonia antica aiuta tantissimo il direttore di coro a specializzarsi, perché dirigere un mottetto antico non è cosa così semplice. E quindi riuscire a portare avanti una musica di questo tipo, anche solo tenendo il tactus, e poi c'è tutto il resto, sicuramente aiuta un direttore di coro, ma anche di orchestra, a mio avviso, ad essere sicuramente più completo. Grazie ancora e buona serata a tutti. E Vladimiro, intanto grazie anche per Vladimiro, che come ha detto anche Matteo, abbiamo qui questa sera avuto alcuni tra i direttori più premiati negli ultimi anni dei concorsi italiani o anche internazionali, con l'Ibercantus di Vladimiro Vagnetti, ma anche il Coro Novecento di Maurizio Sacquegna, i vari gruppi che ha Matteo Valbusa, ma in particolare l'Ecclesia Nuova di Bosco Chiesa Nuova, sono tra i gruppi che hanno anche nei concorsi realizzato maggiori risultati. Come possiamo stimolare ancora le persone ancora di più, Vladimiro, per fare musica, per dare un saluto finale, per fare musica antica? Allora, premetto il ringraziamento a tutti voi, è stata una serata di grande gioia nel condividere una passione che ci accomuna e della quale è raro poter parlare con questa serenità e franchezza. Come possiamo fare? Come possiamo fare a condividere e a trasmettere la gioia per questo repertorio? Sicuramente continuando ad eseguirlo, cercando ogni volta di spiegare al pubblico quello che si sta facendo, contestualizzando, facendo in modo che quello che stanno per ascoltare che sia in qualche modo preparato, che si predisponga all'ascolto di quel mottetto, che si spieghi per quanto possibile la retorica e la logica che c'è dietro quella costruzione, e a quel punto cambia proprio completamente, ma lo vedo anche a scuola con i ragazzi. Ascoltare quest'anno il Kyrie della Hercules, dopo aver fatto tutta la spiegazione, dopo averci anche giocato, ha trasformato una seconda media di periferia perugina in un gruppo di attenti ascoltatori
Che bello, Insomma. che bello. E mi collego per passare la parola a Matteo e ringraziare anche Matteo della sua partecipazione attraverso una cosa che hai detto, cioè di spiegare al pubblico, hai detto Vladimiro, spiegare ai nostri coristi e spiegare al pubblico questa musica. È un lavoro su cui Matteo Albusa sta investendo tantissime energie, diciamo, ha fatto un percorso proprio anche lui in questo periodo diciamo, di virus e di limitazioni, ha ideato anche lui dei momenti di approfondimento e ama spiegare al pubblico, ai suoi coristi, ma anche alla gente che viene a sentire i concerti, con attenzione sempre le opere che andranno ad ascoltare. Quindi mi collego a Matteo per un saluto anche lui e lo ringrazio anche lui, come molti di voi, per l'attività importante che fa come divulgatore. Io ti ringrazio e ringrazio i colleghi, in particolare Vladimiro, per avermi tolto le parole di bocca. No, perché questo aspetto per me è veramente importante. Qualcuno prima nei commenti, e voi l'avete ripreso, diceva che la musica rinascimentale, la musica antica, ma probabilmente si riferiva alla rinascimentale, è spesso più bella da cantare che da ascoltare. Ora, a parte gli esempi della musica riservata, il fatto dei codici, della musica da vedere e tutte queste cose qua che ok, le sappiamo e va benissimo. Ma oggi non può essere così. O meglio, naturalmente un esecutore gode da morire nel fare la musica e vede delle cose che l'ascoltatore non coglie, no? Un po' per cultura, un po' per esperienza, un po' perché ha la carta davanti, eccetera. Ma noi abbiamo la responsabilità di far gioire il nostro pubblico della musica che facciamo. E più la musica è distante nel tempo, più è difficile farlo, ma più è bello farlo, a mio avviso. Il fatto di fare divulgazione spiegando, oppure organizzando i concerti in una certa maniera, con dei buoni programmi di sala, ma anche con un programma fatto nella maniera giusta, con delle presentazioni intelligenti, con dei testi poetici, con degli interventi strumentali, eccetera. Insomma, sono operazioni che oggi si rendono, a mio avviso, veramente necessarie per fare in maniera che questo repertorio sia apprezzato dal pubblico e anche dai nostri coristi, sempre di più, ma non perché è emozionante o perché è affascinante, ma perché riusciamo attraverso una tecnica didattica, vera pedagogica, a capire quali sono i segreti che stanno dietro a questa scrittura musicale, no? Che sono così tanti, così belli e così appassionanti. Grazie anche Matteo, bellissime le parole che avete detto stasera e questa parte finale del nostro incontro credo sia stata molto utile anche per chi si interessa di questa musica. Quindi ringrazio Enrico Correggia, Lara Inguscio, Maurizio Sacquegna, Vladimiro Vagnetti, Matteo Valbusa, un incontro di 2 ore in cui abbiamo approfondito o almeno toccato i temi della musica antica. Sono stati con noi sempre in diretta una sessantina di persone che ringraziamo perché sappiamo l'attenzione che serve per stare di fronte a Facebook o a YouTube per 2 ore a sentire 6 persone che parlano, e quindi grazie. La cosa che a me mi rincuora è il fatto che le persone che avete sentito sono tutte giovani, tutte persone ancora in carriera, e quindi chi dice che la musica antica è diciamo ormai passata di moda, che era una moda di qualche decennio fa, degli anni della riscoperta, ecco, è stato contraddetto, perché la musica antica è fatta da tante persone giovani, tanti studiosi che si mettono sotto, lavorano e che la tramanderanno ancora di più e forse meglio di come l'abbiamo tramandata noi un po' più anziani. Ciao a tutti e buona serata. Voi potete rimanere collegati. Facciamo dire ciao a Maurizio, vediamo quando arriva, quanti secondi dopo arriva. Ciao. Grazie. Vediamo.
Oh no, è arrivato subito, incredibile. Ma forse ha risposto prima lui. Sì, no, era Ciao. quello di Ah, ecco. Maurizio, proviamo a battere le mani assieme, pronto? Vediamo un po' quanti secondi dopo arrivi. Io guarda con gli Arrivato. altri, guarda un po'. Battiamo le mani così vediamo un po' di quanti Vai. secondi. Sì. Io le ho battute, Maurizio. Oh, Sei il nostro- che abbiamo. Dai, ecco. Ciao a tutti. Voi potete rimanere collegati un attimo. Riproviamo.